Bella raga, ciao a tutti nel commentatore veneziano, siamo su WWE, è una sfida TLC contro Dean Ambrose la settimana prima del pay per view comendiano e speriamo di partecipare, sarebbe bello finalmente partecipare al primo pay per view, però prima abbiamo il match con Dean Ambrose che sicuramente non è tra i più semplici, nel senso ci dobbiamo comunque fare il culo per poter vincere. Vai! The Shell, ok. Ok, come da veneziano, ciao. Eccola. Già era Raccio Comendiano. Il come viene da ottimi risultati. Però lo sa che deve continuare così se vuole scalare le posizioni nella World Wrestling Entertainment. Bravo. Vai Kume. Scatenati. Bravo. Aia. Troppo tardi, cazzo. Vaffanculo. Vieni qua, porco, vieni qua. Divertiamoci un po'. Ma vaffanculo. Ambrose del cazzo. Ecco. Altro errore di veneziano. Bravo Kuma. E adesso cominciamo a spaccare il culo a sto stronzo. Bravo Kuma. Vai. Il Kuma lo vogliamo testare anche in match così estremi. È il primo match estremo per veneziano. Eccola. Vieni qua Kuma, prendilo. Oh. Oddio no. Oh cazzo, adesso mi sono accorto. Sono una pippa. Che pippone il Kuma. Lo devo prendere allora. Forse... Grandissimo diritti di veneziano. Ma vaffanculo. Eccola là. Questa l'ho sentita però, eh. Dai, Kuma, non sta a fare sti errori però. Ancora, Dio Santus. È un veneziano non proprio in forma strepitosa. Muovite. Bravo Kuma. Dai Kuma, scatenati adesso. Vai. Non dobbiamo dare fiato ad Ambrose. Maledetto Ambrose. Maledetto. Schifoso. Lasciamolo per terra. Vai, una serie di pugni come indiani. Eccola. Ambrose si salva. Brutta powerbomb. No, Spinebuster, scusate. Il Kuma è stanco. Forse Ambrose ce la fa. No! Mamma mia che culo. No, sì, ma sono anche sfigato però, eh. Bravo Kume. No, dai, come ha fatto a pararmela, vabbè. Veneziano è distrutto, Fioi, eh. Ci prova il Kume, attenzione. Colpo gobbo del Kume. Colpo gobbo del Kume. Colpo gobbo del Kume. Merda. Bravissimo Kume. No, l'avevo parata, sei una merda. Mamma mia che match con Ambrose. Il Kuma è distrutto ragazzi, è un match veramente provante. Guarda che stronzo. Ecco. Ciao merdaccia.
Dai che è la nostra occasione. Dai che è la nostra occasione. Dai come. Dai come. Sì. Che culo, Fiori. Mamma mia, momento magico per Veneziano. Momento veramente Magics. Adesso vediamo cosa succede. Vediamo che succede adesso. Vabbè, qua abbiamo i match tra rivali. Match tra rivali. E Goldberg. Sheamus ha perso. Vai. 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 Andiamo avanti belli veloci, che adesso c'è il pay per view e forse ci siamo, speriamo. Allora, Big Show, The Miz, a Extreme Rules. Okay. No, LNSL siamo, scusate, vai. Vince The Miz, incredibile. Big E, Rey Mysterio vince Big. Kevin Nash e Cesaro vince Cesaro. Tag Team vincono Jimmy J. John Cena, Booker T, incredibile. Attenzione, Booker T è il nuovo campione. Pazzesco, ragazzi. La leggenda Booker torna campione, incredibile. John Cena dopo quasi 3 mesi ha perso il titolo, cazzo, è vero. Batista vince. No, noi ancora non ci siamo purtroppo. Stati Uniti, Goldberg, Sheamus. Vince ancora Bill Goldberg. Ma ragazzi, la cosa più incredibile è la sconfitta di John Cena con Booker. Ragazzi, dopo l'incredibile vittoria di Booker T siamo un'altra settimana di Raw e siamo in un match per sottomissione, quindi per il comandone veramente duro perché siamo scarsissimi sottomissione contro Age. Per il momento la WWE mi mette in match così, e anche se sono il primo contendente per il titolo degli Stati Uniti, staremo a vedere quando avrò la mia prima possibilità. Finora sto facendo una serie di vittorie incredibili. Ecco Age. Dai Fiori. Sarà duro questo perché poi le sottomissioni sono molto scarso. Vediamo come andrà sto match. Sarà molto duro con Age che è fortissimo. Ecco. Brutto inizio per Veneziano purtroppo. Ancora vince lui. Stavolta vinco io. Vinco ancora io. E ciao Age. Vai Kuma. Incazzati Kuma. Incazzati Kuma. Qua Age fa una contromossa. Bravo Age. Aia. Bravissimo Veneziano. Veneziano sta diventando il beniamino del pubblico, però. È veramente un beniamino il Kuma. Mamma mia che super botta di Veneziano. Bravo Kuma. Ecco. Qua ho dormito e Age mi ha inculato. Aia. Sarà un match equilibrato a mio parere. Dai Venezianone. Ecco. Figlio di puttana. Dai, come svegliati però. Bravissimo. Grande gomitatona ad Age del Super Kuma. Dai, vai di suplex come indiano. Grande suplex. E ancora Ace. Purtroppo ragazzi qua stiamo sempre con lottatori fortissimi. Diciamo che siamo stati anche fortunati in certi match che abbiamo vinto, anche se per esempio l'ultimo con Ambrose non meritavamo tanto, però c'è andata di culo. Grandissimo, braccio teso. Grande Kuma. Scatenato veneziano. Signori, questo è il Kuma. Vai. Niente da fare. Grandissimo. Dimmi che non me l'ha parata, Oh yes.
E adesso il Cume va per l'RKO. Oh merda, RKO! Ciao Age. Dai. Niente, non ce la faccio ancora. Sono troppo scarso. Le sottomissioni sono una merda, figlio. Niente da fare. Vaffanculo. Eccola là, adesso Age. È bello gasato. Proprio non ci voleva un match di sottomissione, che sfiga, oh. Aia. Sta tornando, Fioi. Age sta tornando. Scappa però, porca troia. Grandissimo, il Cume si salva. Bravo. Riproviamoci. Dai. Oh yes. Signori, sto Cume è devastante, eh? Con livello leggenda. E gli indicatori veramente verso il computer sto facendo strage. Devo ancora spostare gli indicatori o veramente il Cume è in forma strepitosa. Ragazzi, niente da fare, neanche le Survivor Series. È sempre sfida Sheamus Goldberg. Finché non finisce questa la rivalità non possiamo andare per il titolo, purtroppo, degli Stati Uniti. È dura, molto, anche se vinciamo è dura. Mark Henry, Big, ok, The Miz, Ray, qua ancora Jimmy e Jay, Kevin Nash, Cesaro, John Cena, Booker T. Vediamo se John Cena si riprende chiaramente il titolo, perché Booker T è stata una sorpresa. Vince ancora Booker, incredibile. Roman, e qua Goldberg tiene ancora la cintura. Goldberg è ormai campione da diverse settimane, ragazzi. Anzi, andiamo a vedere. Intanto nel prossimo coso abbiamo... Niente, non ci siamo. Ok, allora andiamo a vedere. Goldberg ha difeso il titolo, Booker T ha difeso. Ora vediamo un attimo statistiche. Titolo degli Stati Uniti. Vittorie, titolo, abbiamo 6, 4 qua, queste stronzate qua. Ci sono ancora tante settimane per vedere, però nel titolo... No, ho sbagliato, cazzone di un Cume. Qua abbiamo Booker T. Ok, 5 settimane, Sina è il primo contro 21. Vabbè, raga, fra un po' vedremo anche il Cumendone veneziano, non vedo l'ora. Raga, un saluto al Cumendone veneziano. Ciao!